Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata di Strangius, testimoni del nostro tempo, a tema banditi. Quest'oggi avremo due ospiti e poi ci sarà un reading dell'associazione culturale Il Pungolo di Serramanna. Questo reading si intitola Serramanna si racconta. Vorrei invitare qui Maria Grazia Serci. Ciao Maria Grazia, ti vorrei lasciare la parola, se per te va bene. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Allora, le letture che verranno proposte sono di natura chiaramente autobiografica e sono tratte dai volumi, anzi, perché sono 4, Serramanna si racconta, che il Pungolo, l'associazione Il Pungolo, ha pubblicato diversi anni fa. Il racconto che vi propongo è Il gilet rosso di Martina Lasio. Sono nata in una piccola casetta in via Serra, primo mio fratello Franco, poi io e mia sorella Ginetta, ma non ricordo nulla dei miei primi anni. Quella casetta era di miei nonni, il cortile tenevano un po' di animali, le galline e i maiali. Al piano rialzato c'erano 2 stanze dove vivevano i miei genitori nei primi anni di matrimonio. Avevano cominciato subito a costruirsi una nuova casa. Nel 1940 ci siamo trasferiti lì. Mia sorella era cagionevole di salute e i miei genitori avevano paura di perderla. Ricordo le preghiere e un vestitino nero, quello dedicato a Santa Rita. Nelle sue mani avevano messo la vita della bambina, ma sono stati esauditi e tutto è andato bene. Del periodo di guerra ricordo il rumore degli aerei. Il suono si differenziava e io svegliavo mio fratello e gli dicevo "è strangio", per fargli capire che quell'aereo non era italiano. Si andava nel rifugio, un piccolo rifugio che era stato fatto togliendo un po' di siepi e di fichi d'India tra il nostro cortile e quello del vicino. L'interno di questo rifugio è ancora presente nei miei ricordi. C'era un piccolo muretto dove si metteva qualche candela, perché di sera o di notte era poco piacevole restare al buio. C'erano delle immaginette e si facevano preghiere. Intorno c'erano delle piccole sedie, scarnigedos, e qualche coperta che poteva servire se faceva freddo. C'era anche un vasetto da notte perché qualche bambino poteva aver bisogno. Ricordo un'infanzia felice in una famiglia che ha lavorato tanto e ha educato anche noi ragazzi al lavoro, al sacrificio e al rispetto di tutti. Con i ragazzi del vicinato abbiamo giocato tanto, ci siamo sempre sentiti molto uniti, come una grande famiglia, forse anche per il fatto che quella non era una strada di passaggio, ma un vicolo chiuso tutto per noi. Il periodo della scuola è stato importante e andavo con piacere. Avrei voluto tanto continuare gli studi, ma non mi è stato concesso perché non c'erano ancora le scuole medie a Serramanna. Quindi o si andava in collegio o si viaggiava in treno e all'età di 11 anni era una cosa impensabile per la mia famiglia. Inoltre c'è stata anche un'altra coincidenza. Proprio il giorno che ho ritirato la pagina della quinta elementare è nato mio fratellino Boico, che è stata la nostra grande gioia. Passata l'estate, mia mamma è andata da quella giovane sarta che conoscevo benissimo, avendo vissuto di fronte a casa sua. Zia Peppina Bau aveva tante ragazze apprendiste e dopo un po' di insistenza mi accolse e ne fui contenta. Mi sono affezionata subito a questo lavoro che continuo a fare ancora oggi. Eravamo una comitiva di ragazze che sotto la guida di quella bravissima sarta abbiamo imparato l'arte del cucito e ci siamo divertiti tantissimo. La casa della mia sarta era a fianco alla casa della mia nonna e così avevo modo di andare a salutarla tutti i giorni. Andavo con lei in quel cortiletto dove c'erano gli animali. Mia nonna era molto religiosa, non si stancava mai di pregare e spesso andava con il rosario in mano che era fatto con i semi di carruba. Il maiale, sentendo il profumo di quel frutto, gli strappava dalle mani il rosario e se lo mangiava. Allora mia nonna aveva pensato di farselo lei un rosario con una fettuccia di colore marrone, annodando la decina e il Padre Nostro ma senza croce. Era un rosario semplice e importante come lo era lei. Ricordo la bontà di nonna Anna, l'amore per tutti, il suo ricordo è sempre nel mio cuore. Invece ho pochissimi ricordi della nonna materna. Si chiamava Virginia e la ricordo a casa sua seduta in un loggiato con la gonna che arrivava fino a terra e qualche volta a casa nostra quando mia mamma faceva il pane per la festa. Avevo 6 anni quando è mancata, proprio il giorno della mia prima comunione. Ero disperato, ho pianto tanto e dopo 2 settimane ho fatto la comunione con altre 3 bambine che erano malate.
Eravamo da soli in un banchetto della Cappella dell'Immacolata, con tanta commozione e tanta tristezza. Al ritorno a casa si doveva chiedere il perdono ai genitori, ai parenti e a tutti. Avevo 16 anni quando sono riuscita ad avere il mio primo cappotto. Ho lavorato 23 giorni di vendemmia che mi veniva pagata 500 lire al giorno e con quei soldi mi sono comprata la stoffa e, aiutata dalla mia sarta, ho avuto la soddisfazione di fare un bellissimo cappotto rosa antico da usare con rispetto nei giorni di festa. Per andare a cucire avevo un giaccone verde scuro. Quando le maniche si accorciavano, si mettevano i risvolti di velluto marrone e il colletto per essere abbinato. Un giorno, alla fine del novembre del 1954, il postino mi dice che c'era una lettera per me, sue proprie mani. Questa sigla SPM nell'indirizzo voleva dire che doveva essere consegnata direttamente a me. Prendo la lettera, la metto nella tasca del giaccone e vado a cucire. A un certo punto della sera mi viene forte la curiosità di sapere chi mi aveva scritto. Faceva freddo, metto la giacca, esco fuori in cortile e leggo quella dichiarazione con la firma di quel giovane, Salvatore, che conoscevo di vista ma che non avevo mai parlato e neanche mai salutato. In quel momento ho immaginato che fosse davanti a me. Era quel ragazzo che d'estate stava in un gruppo di persone che facevano l'acquisto per Santa Maria. Indossava una bella camicia e un gilet rosso che è rimasto impresso nei miei occhi e nel mio cuore. Grazie. Grazie mille, è stato un bellissimo racconto, una scelta bellissima. Adesso entriamo nel vivo della serata. Il nostro primo autore di oggi, Ibrahim Galdima, sarà coordinato da Francesco Guerreschi, classe 1989, vive prevalentemente a Serramanna, pur spostandosi da alcuni anni per studio e lavoro a Cagliari e Sassari. Dal 2020 insegna lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia al liceo classico e linguistico Piga di Villacidro. Ama la lingua, la grammatica italiana, latina e greca e la lettura. Predilige la narrativa e i saggi divulgativi di psicologia, comunicazione, cronaca e criminologia. Tra i suoi scrittori preferiti Piero Angela, Roberto Saviano, Carlo Lucarelli, Pierre Lemaitre e Georges R.R. Martin. A te la parola. Uso questo? Sì. Okay. Allora, Ibrahim è nato in Camerun, in un piccolo villaggio, giusto? Nel 95. Attualmente lui vive e lavora in Italia come tecnico antincendio per un'azienda, giusto? Attualmente, esatto. Dal suo paese è fuggito per via della guerra del terrorismo e ha raccontato la sua storia in questo libro. Quindi iniziamo a parlare del libro. Questo libro condensa una serie di esperienze molto varie che pochi possono dire di aver vissuto tutte insieme nella stessa vita, e lui le ha vissute tutte. Ha vissuto momenti normali e felici con la sua famiglia, ha lavorato, ha studiato, poi a un certo punto, per via della guerra, è dovuto scappare. È quindi una storia di vita, di viaggio, ma soprattutto una storia di relazioni, perché nel corso del suo viaggio il protagonista, io chiamo il protagonista del libro, il protagonista fa tutta una serie di incontri importanti che lo aiutano via via a sopravvivere, prima di tutto, ma poi anche a imparare e a perfezionarsi. Questi incontri gli insegnano quella che lui chiama nel libro la logica della vita. È una specie di filosofia della vita sua, c'è questa espressione nel libro che recita: tutti sono responsabili nei confronti degli altri, giusto? Un'interessante alternativa, a mio modo di vedere, alla legge del più forte. Secondo lui la logica della vita è questa. Questo ci porta al secondo tema essenziale di questa avventura, che è l'impegno personale nel lavoro e nel sociale del protagonista. Quindi io e lui vi aiuteremo a conoscere il libro, provando a mantenere l'attenzione su questi due elementi: le relazioni importanti e il suo impegno personale. Vorrei chiedere a Ibra di iniziare a parlare della sua famiglia, perché
perché lui proviene da un tipo di famiglia molto specifico, giusto? Libera una famiglia Poligamo. una famiglia poligamica, quindi una famiglia allargata e senza legami di sangue con molti dei suoi componenti. E ti vorrei chiedere com'è, se ci descrivi questa famiglia, questo tipo di famiglia, e che cosa ti ha insegnato vivere in una famiglia come quella. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per la vostra presenza, non potevo mancare a dire questo. Devo iniziare subito alla sua domanda. Parlando di me, tutto quello che sono io è costruito dal mio passato. Poi la parte più importante è la famiglia, come tutti l'abbiamo. E parlando della famiglia poligama, non è così semplice capire in Occidente, però io ho imparato tantissime cose all'interno della famiglia dove sono nato, soprattutto la convivenza e sapere essere diversi ma stare insieme senza avere nessun problema, avere una mamma diversa, avere un fratello di un'altra mamma che non crea nessun problema, nessun conflitto, anzi magari la mamma dell'altra o dell'altro ti protegge come fosse la tua mamma. È una cosa bellissima che ho imparato nella famiglia poligama. D'altra parte magari è vissuto un po' male perché c'è la complessità di non capirci, però la famiglia da noi capita spesso di avere delle famiglie bellissime senza avere nessun problema, anche essendo nella poligamia. So che non è facile comprendere comunque. Far parte di una famiglia come quella comunque ti ha anche formato in modo da riconoscere anche in altre persone che non condividevano il tuo sangue delle figure potenzialmente familiari, no? Hai fatto tutti gli incontri che hai fatto successivamente, in qualche modo ti hanno ispirato fiducia e sono stati costruttivi, anche perché tu hai imparato dalla famiglia originaria che si può collaborare anche senza avere lo stesso sangue, giusto? Sì, il suo punto è molto importante, quello che fa, essendo nato in quel tipo di famiglia, ti rendi conto, la diversità è importante e la barriera sicuramente non la conosci perché riesci a accettare un'altra persona facilmente senza che farti tantissime domande, però magari devi decidere a come comportarti con lui domani, però quando lo vedi la prima volta è il tuo fratello o una persona normale. Non è che tu vuoi solamente a metterti dei barrieri o a essere subito contro quella persona come succede e noi essendo molto spaventato. E è molto logico, chi è nato in quel tipo di famiglia è tranquillo a conoscere le persone, non si fa dei problemi da persona all'altro, ecco, è quello che volevo dire, è una cosa molto semplice. Ok. Senti, una volta che sei cresciuto, sei diventato adolescente, tu hai iniziato gli studi e anche c'è stato un periodo, tu mi hai detto dal 2007 al 2013 circa, in cui hai fatto gli studi superiori e contemporaneamente tu hai anche lavorato durante l'estate, ti spostavi a Douala, in città, e hai fatto le tue prime esperienze lavorative. Ora, ti vorrei chiedere quali esperienze hai fatto e quali incontri hai fatto, sia nella scuola che nel lavoro, però andiamo con ordine, iniziamo dalla scuola, ok? Prima di tutto, anche a scuola sei stato aiutato da una specie di figura paterna, anche lì, da Dida, giusto? Dida, una persona che ti ha permesso di avere i libri, giusto? Chi è questa persona? Allora, una volta, partendo dall'inizio, andare a scuola non è così molto semplice, perché essendo un orfano che senza il padre che era molto potente, che dava tutto, al fatto che non esisteva più, facevo fatica ad andare a scuola anche se andavo, non avevo il materiale. Mi sono incontrato con uno dei suoi amici che si chiama Angita, magari lo chiamo zio perché era l'amico del mio padre. Una volta mi ha comprato anche dei libri per la scuola,
però non potevo stare al suo peso di farlo pagarmi tutto, anche lui ha dei figli. E da lì ho deciso di essere responsabile di me stesso, andare a lavorare e poi tornare a scuola per pagarmi gli studi, i libri, la divisa della scuola, perché da noi si va anche in divisa, che non è stato molto semplice. Vado a Douala, faccio dei lavori nella vacanza, poi torno a casa, studio, pago tutto. Comunque era il percorso annuale, tutti gli anni facevo così per riuscire a studiare, perché è importante studiare. Tenevo che devo studiare per forza come tutti gli altri. Per fortuna sono riuscito a fare qualcosa. Senti, a scuola però non hai imparato solo le discipline, diciamo. Nel libro quello che emerge è che la parte più formativa per te sono stati gli incarichi che hai ricoperto a scuola, giusto? Cioè lui ha fatto tante cose nella scuola, è stato rappresentante di classe, giusto? Sì. Di istituto? Esatto, puoi raccontarci di queste parti qui? Allora, faccio un piccolo riassunto della scuola. La prima parte che ho coperto a scuola era il delegato della classe, che sono stato responsabile della classe andando a difendere magari i diritti della classe, perché da noi succede anche questo. Dopo un anno sono stato eletto come il presidente della sanità della scuola, che ci mancavano tantissime cose. Grazie alla squadra che avevo come studenti abbiamo lavorato insieme, abbiamo portato tantissime cose, tipo i bagni non ci bastavano, poi abbiamo dovuto insistere a avere i bagni più numerosi come volevamo, e anche il mercato, tipo un posto dove si poteva mangiare bene, ben protetto. Comunque siamo riusciti a fare un bellissimo lavoro con tutta la squadra. La cosa più bella, i ragazzi sono riusciti a continuare dopo di me, anche se non sono stato ancora a scuola. I ragazzi che ci seguivano hanno seguito la stessa strada. Questo è bellissimo. Questo è il percorso del Camerun a livello scolastico, visto che magari continuo dopo per l'Italia. Allora, a questo punto c'è una cosa che mi ha incuriosito tanto per quanto riguarda la scuola, no? E il Camerun. Adesso, a parte gli incarichi che hai ricoperto, per quanto riguarda le discipline, no? C'è una materia che tu nel libro dici che non ti piaceva. Non ti piaceva perché secondo te non ti raccontavano la verità. Che hai capito? Qual è questa materia? Bravo. Non è semplice, perché la storia da noi è un po' complicata, perché non crediamo la vecchia scrittura a un altro modo, perché noi pensiamo che non è la vera storia, quindi ci sono delle cose che non sono così molto coerenti nei certi libri di storia, soprattutto a livello nazionale, quindi abbiamo delle informazioni molto più limitate. A un certo punto ci rendiamo conto, non abbiamo neanche la vera informazione del Camerun, magari abbiamo l'informazione dell'Occidente, si parlano magari delle cose che sono fuori dal nostro paese, e non ci fanno neanche presente di realmente cosa è stato come colonizzazione, perché i motivi veri. Comunque non approfondiscono al fatto che ci rendiamo conto di questo. Non sono l'unico, come tantissimi studenti si arrabbiano, non vogliono studiare perché non è coerente. Magari andiamo a fare certi ricerchi dai altri professori che sono disposti a spiegarci le cose come sono, e diventiamo un po' colti a questo livello, quindi perché non c'era la coerenza. Forse magari alcuni stati africani pensano a fare la riforma della loro storia, delle cose come sono stati, perché non crediamo ai primi intellettuali a un certo modo. Quindi secondo te l'insegnamento della storia era condizionato dalla politica? Sì? Quello certo, certissimo. Va bene. Allora, per quanto riguarda le tue estati lavorative in città, no? Ci racconti di quel periodo, di tutti i lavori che hai fatto e delle persone che hai incontrato. Anche qui possiamo dire che hai incontrato una specie di altra figura paterna importante, no? Come si chiamava? Chi era? Bello. Allora, il ragazzo si chiamava Bello.
Quando sono arrivato a Douala, essendo orfano, avevo anche dei problemi magari della pressione a livello psicologico, non avevo nessuna persona che assomigliava al mio padre. Poi ho incontrato Bello che è stato molto gentile, non mi conosceva, non mi ha mai visto e mi ha dato fiducia subito. I primi giorni veniva a salutarmi e poi dopo un po' mi ha detto se volevo abitare potevo andare a abitare a casa sua, e mi ha dato tutto, mi ha dato una massima fiducia incredibile, e non si comportava solamente come una persona che mi ha conosciuto per la strada, e si comportava come un genitore, le cose sbagliate non mi lasciava fare e mi accompagnava a fare tutto, anche a tornare a fare la scuola, mi sgridava normalmente. Poi è riuscito a coprire con la parte importante di me, e poi c'era anche il suo amico che si chiama Ibrahim, che ho notato, che ho fatto presente anche nel libro. Sono state delle persone importanti per me e sono delle figure bellissime che mi ricordo ancora al fatto di essere un ragazzo. Ci sono delle persone dietro di me che mi aiutano a crescere, questo è bello, senza dimenticare anche Sanda che mi ha dato una mano ogni volta che venivo nelle vacanze a imparare a fare le scarpe, a lavorare, mi sosteneva anche nel mondo di mercato, mi dava una mano comunque. Io dal Camerun ho imparato a conoscere le persone, sono buone e esistono ancora le persone molto buone, quello molto vero. Non dobbiamo sempre pensare che il mondo è negativo, tutto è negativo, comunque ci sono delle persone bellissime che esistono al mondo sicuramente. Quindi comunque Bello chi era? Era un imprenditore, giusto? Aveva un lavoro e ti ha messo a lavorare con lui? Questo, giusto? Sì, e Sanda che era un altro che lavoravo le scarpe. Bello era un ragazzo che faceva le federe, che era anche lui un imprenditore, però lavorava per lui. A volte magari lo do una mano da figlio quando aveva troppi lavori, ma non ho mai lavorato con lui, e mi dava una mano magari nella creatività perché lui è bravo a creare le cose. Se faccio tipo un sandalo che a lui non piace mi dice che devi modificare questo, devi così. Preciso. Sì, molto preciso e bravissimo. E poi anche Sanda che abbiamo lavorato insieme nel mercato, che è andato molto molto bene e mi ha sempre tenuto e sostenuto. Oltre che preciso era anche molto generoso. Quando lui è tornato in Camerun gli ha regalato delle federe da portare alla mamma, vero? Tra l'altro quale mamma era? Sì, questa è la mia mamma biologica. Ah, quella biologica, ok. Sì, sì, okay. Bravissimo. Gli ha portato delle federe e dice in un certo punto che la mamma era onorata dai vicini come una regina, no? Sì, questo è un punto molto importante per la mia mamma, anche per me. La mia mamma, avendo un regalo di una persona che non la conosce, neanche lui non conosceva la mia mamma, quando tornavo ad andare a studiare mi ha messo delle federe, mi ha detto questo è il regalo per la mamma. Poi ero talmente emozionato, sono arrivato dalla mia mamma, era talmente molto fiera di me, dicendo che per fortuna ho avuto un figlio che la gente crede in lui, e quella cosa mi è rimasto molto. Anche la mia mamma da quel giorno lì la mia mamma crede molto più di me, non ha così certi dubbi. Se già una persona che non la conosce le regala grazie alla mia conoscenza, era talmente contenta. Il prossimo tema trattato dal libro dopo l'esperienza lavorativa in città è quella drammatica il tema drammatico della guerra e del terrorismo, giusto? A un certo punto il gruppo terroristico Boko Haram, un gruppo jihadista, cerca di dettare legge in Camerun, rapisce e uccide uomini e donne, costringe bambini a diventare dei soldati. A quel punto cosa succede al tuo villaggio? Allora, il Camerun era un paese molto stabile a livello di guerra, non le conoscevamo. E dopo l'attacco di Chibok del Boko Haram in Nigeria, che ha rapito 200 ragazze, più o meno 200 ragazze, e l'anno seguito hanno voluto attaccare il Camerun dicendo che devono cambiare il sistema del Camerun perché secondo loro il presidente del Camerun ha troppo il sistema occidentale.
Da lì è creato una guerra, visto che erano un po' potenti, venivano dalla nostra zona, io sono dell'estremo nord del Camerun, venivano a attaccare, a rapire i ragazzi, quindi non era una questione molto molto semplice, faceva saltare i ponti, i mercati, anche le moschee, i villaggi bruciati fino all'anno scorso, questo hanno voluto continuare, ma non sono riuscito a dominare un posto. Vengono a colpire, rapingono le persone e vanno via nel bosco. E, abbiamo una confine molto molto grande con il Nigeria, con il Chad, che nella confine la Boko Haram domina, tipo dal Chad, Nigeria, ci sono sempre stati, magari l'ultimo anno che è un po' meglio, quindi questa parte pesa tantissimo, senza dimenticare l'altra parte che la parte anglofona del Camerun, che non è così stabile da un sacco di anni, anche, quindi anche lì non c'è stabilità, se no prima non conoscevamo la parola guerra in Camerun. A questo punto inizia il tuo, tu decidi di partire per salvarti e per avere nuove opportunità, quindi fai, mi pare, dunque Nigeria, Algeria e poi Libia, giusto? In questo viaggio tu vedi violenza e vedi violazione dei diritti umani. Che cosa hai visto durante questo viaggio che merita di essere raccontato? E soprattutto, cosa c'è in Libia, visto che ci arriva troppo poco di quello che succede in Libia? Allora, tutto quello che posso dire della Libia è il contrario della libertà e il contrario della sicurezza. Sono due frasi che mi vengono in mente in quel momento. Hai detto che in Libia impari il vero valore della libertà, giusto? In che senso? Sì, impari il vero senso della libertà, magari essendo fuori senti la parola, ma a pelle non sai quanto è importante la libertà, perché essendo in Libia non dipendi da te stesso per niente, neanche come muoversi, come devi fare le cose, sei sempre costretto a fare quello che l'altro ti chiede e la questione è molto molto più complicata. È probabile che un ragazzo di 15 anni ti prende e tu vai a lavorare con lui, per lui e poi ti lascia quando vuole, e capita spesso che vendono le persone così, umanamente parlando, quindi vendono le persone e tu vieni a comprarti, poi Ibrahim ti deve lavorare quando vuoi, quando non ti serve più lo rilasci come fosse un oggetto. Questo è, anche nel 2018 c'è un documentario che era uscito parlando della Libia, senza parlare dei ragazzi che sono stati abbandonati nel deserto volontariamente e senza dimenticare la parte dello sfruttamento, un altro modo, prendere tipo i ragazzi migranti mettendoli in una sorta di carcere per chiedere soldi per la loro sopravvivenza, perché gli stati che richiedono di bloccare l'immigrazione succede questo: al fatto di bloccare i ragazzi in un posto gli devono pagare e poi loro, i ribelli della Libia, vivono sopra di questo. Una volta che i soldi sono arrivati spostano i ragazzi in un altro posto e capita che c'è qualcuno che fa 3, 4, 5 anni in quel giro nel paese che non se ne esce più. È una cosa molto, molto, molto complessa, non è così semplice a capire la Libia. Comunque l'informazione è molto difficile che vi arriva perché non c'è sicurezza. Chi ha sempre parlato della sicurezza in Libia, io non ho mai visto un italiano che dice che io vado in vacanza in Libia, invece va ovunque, quindi sappiamo che è dura lì. Durante la tua permanenza in Libia, tu sei finito con altri compagni sotto il controllo, diciamo, di un uomo, Tijani. Tijani era un ex comandante, un ex ufficiale di Gheddafi, giusto? Sì, però con questa persona, intanto come hai vissuto da lui e chi hai conosciuto?
Li ho conosciuti tutti grazie al mio amico Buba, mi hanno portato, io lo chiamo così, un campo profughi dove portano tutti i ragazzi stranieri profughi in questo posto, era un campo molto molto grande. L'ho conosciuto grazie al mio amico Buba. Il giorno che sono arrivato lì ho trovato Buba, poi Buba gestiva un piccolo merce di Tigiani, perché lui vendeva un po' di cose lì per dare la sopravvivenza ai ragazzi che sono lì, perché non c'è da mangiare e chi non aveva da mangiare non poteva permettersi di comprare qualcosa. Poi per fortuna c'era Buba lì, per me la mia vita era garantita grazie a lui, grazie a Buba, e poi Tigiani ha avuto la fiducia in noi due, che tantissimi ragazzi non sono riusciti a parlare con la famiglia magari da un sacco di mesi, no, da un sacco di anni, e ho cercato a convincere il ragazzo a darci il telefono con il credito all'interno, così tutti i ragazzi che sono all'interno riescono a sentire la famiglia, almeno per dire che mamma o papà sono vivo, sono ancora io. Abbiamo fatto una fila di tantissimi metri, fa parte delle cose importanti che siamo riusciti a fare lì. Grazie. Sì, tu hai provato a contribuire a rendere migliori le condizioni di vita dei tuoi compagni di prigionia per quanto possibile. Sì, ti volevo chiedere che Buba aveva il tuo stesso carattere, cioè la tua stessa capacità di creare relazioni positive, perché dal libro emerge questo, che tutti gli incontri importanti che ho detto che hai fatto, eccetera, c'è anche un punto, c'è anche tu, che tu li hai saputi mettere a frutto in qualche modo, cioè tu hai saputo coltivare positivamente queste relazioni in maniera intelligente e diciamo anche pratica quando serve. E ti volevo chiedere se Buba aveva il tuo stesso modo di fare. Grazie mille per la domanda, è molto importante. Siamo rimasti amici con Buba fino ad oggi, direi che fratelli. Per me Buba è una persona grandissima, anche incredibile nel cuore. Siamo diventati molto amici grazie alla sua volontà anche lui di essere presente e di aiutare i ragazzi. E la cosa che è molto importante, anche lui aveva la stessa idea. Quando io lo proponevo una idea era contentissimo al fatto che abbiamo ragionato, poi facciamo questo per i ragazzi, e era anche molto felice, senza dire certe parti. I ragazzi che non riuscivano a mangiare, non avevano i soldi per mangiare il pane che magari il responsabile ci portava da vendere, noi dividevamo in due, l'altra parte le vendiamo normalmente a chi ha i soldi, l'altra parte la sera diamo alle persone che non hanno soldi per mangiare di nascosto. E Buba ha sempre cucinato quasi per tutte le persone che non hanno niente. È una persona incredibile di cuore, ha un cuore veramente molto 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 forte. Io lo stimo molto, lo vedo come un esempio. Dov'è lui adesso? Lui è a Genova. Ok. E prima di arrivare qua ho dormito da lui, quindi abbiamo sempre un legame molto molto forte. Quindi anche lui condivide la tua filosofia per cui tutti sono responsabili nei confronti degli altri. Certo, sì, certo, lui lo condivide, magari non riesce a esprimere subito, però tu se sei il suo amico ti rendi conto, magari da fuori non riesce a dare subito, però quando sei con lui ti rendi conto l'importanza che dà nella vita dell'altro, il valore che dà a tutti, anzi è talmente terrorizzato psicologicamente perché siamo arrivati in Italia, esiste ancora il razzismo, perché nella sua testa pensava che solamente in Libia che la vita era così strana. Poi qua mi dice che siamo venuti in un paese civile, libera, poi a un certo punto Ibra, guarda che mi sento limitato a fare delle cose, mi sembra strano, con questi primi anni che non riuscivo a capire. Abbiamo fatto un lavoro con lui psicologico per capire come possiamo, però adesso ho superato. E nel libro c'è anche menzionato la parte di Buba, è molto molto importante, perché Buba in Libia è stato torturato incredibilmente, vomitava il sangue, non si muoveva,
era un stato gravissimo, molto 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 grave. Quando poi è arrivato il momento è arrivata l'occasione di partire, di partire con un'imbarcazione di fortuna, quando ti è arrivata la prima occasione, tu hai colto la prima occasione? Allora, è molto difficile la parte. Quando Tidjani mi ha suggerito dicendo che Ibra, guarda, io conosco qualcuno, adesso, visto che nel 2016 alla fine dell'anno sicuramente ci sarà la guerra in Libia, io sento qualcosa, almeno tu puoi andare, visto che sei in uno stato fisicamente un po' meglio di Buba. In quel periodo Buba era picchiato, vomitava il sangue, non stava molto bene, e poi ho risposto a Tidjani che io non potevo andare perché non aveva senso lasciare Buba in questa condizione. Abbiamo dovuto stare insieme, curarlo, fare dei percorsi per farlo stare meglio. Dopo siamo riusciti ad avere la fortuna di venire qua. Perché è stato così? Perché tutte le persone mi chiedono perché io ho fatto questo, dovevo andare prima, ma non ha senso, perché io penso che la mia vita non vale meglio rispetto alla vita dell'altra. Quindi non è perché io ho un'opportunità devo lasciare Buba morire, non ha nessun senso, non posso permettermi di fare. Secondo me anche se fosse lui non potrebbe fare, la vita dovrebbe essere così. Non ho fatto una cosa grande e normale, secondo me è una cosa della normalità, secondo me. Grazie. Poi la seconda volta siete partiti insieme, quindi alla fine sei arrivato in Italia, sei sbarcato non a Genova, sei sbarcato in Liguria, in Sicilia, giusto? All'inizio. In Sicilia sei arrivato con Buba, il quale aveva paura di morire, tu invece molto freddamente dicevi vedrei che ce la facciamo. Comunque alla fine siete arrivati e a questo punto parliamo della tua esperienza in Italia. Prima di tutto, chi hai conosciuto in Italia? Quali sono le relazioni che hai coltivato in Italia? A partire dai volontari delle ONG, quelli che vi hanno soccorso. Che impressioni ti hanno fatto loro? Perché nel libro scrivi delle cose molto belle. Grazie mille alla domanda perché è molto importante. La domanda è un po' più vasta, cerco di essere... Tranquillo, tocchiamo, puoi fare una cosa per volta. Sì, cerco di essere nella risposta. La prima cosa, quando siamo arrivati con Buba mi ha abbracciato e mi ha detto Ibra siamo arrivati, siamo salvi. A quel punto lì io non ho neanche detto niente perché non sentivo niente. Secondo me talmente che ho sofferto non mi rendevo conto di quello che è successo. Ma Buba lui piangeva, era contento di essere salvo. Abbiamo conosciuto delle persone nella barca che ci hanno dato una mano a sopravvivere in quel periodo. E poi ho chiesto a una persona la cosa che mi è venuta in mente, perché ci ha salvato, perché non mi aspettavo delle persone che ci aspettava così per salvarci la vita. Sono talmente sorpreso. Poi gli ho chiesto la risposta che mi ha detto che noi siamo venuti qua, soprattutto io, perché sono cosciente che la gente, c'è qualcuno che ha bisogno. Io ho lasciato la vacanza e poi sono venuto qua a dare una mano alle persone che hanno bisogno. Questa parola mi ha colpito molto, molto. Poi da lì ho detto, ma anch'io devo fare qualcosa nella vita, devo fare anche qualcosa di più, perché è più giusto. Questo, la parte dell'accoglienza nel mare, che posso dire, le persone che accolgono le persone del mare sono le persone più grandi al mondo, secondo me fanno il lavoro più bello al mondo. Io li stimo, fanno parte dei primi. E l'altra parte, se posso suggerire, parlando di Nico, che l'ho conosciuto, il comandante, forse è lui che ci ha dato una mano a sopravvivere. L'ho conosciuto tra amici, abbiamo parlato... Nico è il coordinatore di SOS Mediterraneo, giusto? Sì, l'ho conosciuto tramite amici, quindi andando da giorni a giorni, forse era lui, però non abbiamo la certezza che c'era lui. Abbiamo avuto una percezione fortissima e in quel giorno lì non siamo riusciti a parlare della storia, cosa succede, perché l'emozione era talmente forte.
magari lui sentiva di più quello che io sentivo perché lui li vive tutti i giorni, ma io ho vissuto solamente un giorno, lui li vive tutti i giorni. Poi altri incontri degli amici, come ha suggerito, che ho conosciuto nella città, di là ho conosciuto tantissime persone belle, ho conosciuto tipo la Daniela, che abbiamo fatto un percorso Daniela era la proprietaria, lo diciamo così? Sì, di un chiosco. Sì, io sono andato lì da un dipendente, oggi siamo diventati fratelli. La prima volta nella mia vita che ho visto una persona che tratta un dipendente come fosse lui o come fosse lei. Ci ha sempre trattato allo stesso livello, massima fiducia. Nel 2018 in Italia, dove c'era la propaganda che essere straniero è un problema, che era molto forte, un TV che accende un problema, io ero spaventato di questa questione, ma lei mi ha accolto con due mani, con tutto lo staff, sono stati sempre presenti. Questa parte ha cambiato tanto dentro di me, dicendo che c'è anche la possibilità, perché ci sono anche delle persone ancora così, vuol dire che non tutti sono cattivi, senza dimenticare altre persone che l'ho conosciuto nell'ambito del lavoro, e d'altra parte comunque le persone belle li ho incontrate. Tu hai ricevuto aiuto anche dal padre di Daniela, giusto? Dal padre? No, è lui? Ti ha fatto lezioni di storia, quindi adesso sai cucinare e sa anche la storia dell'unità d'Italia. Sì, fortissimo, tu hai pescato tutti i pesci. Il padre Daniela, ci siamo conosciuti lavorando da Daniela, in quel periodo facevo la terza media, dovevo dare l'esame di terza media, poi ho scelto la storia dell'Italia, il capitolo, l'unificazione dell'Italia. L'ho scelto perché anche il Camerun è stato unito, visto che abbiamo la parte anglofona e francofona, ci siamo uniti. Poi scusa, però lui se n'è andato, anche non solo quel periodo, non solo c'era l'attacco del gruppo terroristico, c'era anche la guerra civile contemporaneamente tra la parte anglofona e quella francofona Ok, continua pure. Sì, certo. Quindi al fatto che ho trovato questo pezzo, ho detto mi assomiglia, devo portare all'esame, e lui si è messo a studiare con me, a spiegarmi tantissimo, visto che anche lui era un ex militare, sapeva tutti i pezzi a memoria, mi ha dato tutti i trucchi per esprimermi, quindi sono uscito alla grande, ero veramente molto contento. Oltre che hai conosciuto, vorremmo sapere in cosa ti sei impegnato, cioè quale tipo di attività, per esempio l'associazione IEP, ok, oppure anche altri progetti di varia natura, se vuoi, a cui hai partecipato. Cosa hai fatto? Allora, nella società italiana, quando sono arrivato, come a me piace da bambino, a me piace essere attivo nella società, e ho sempre chiesto cosa posso fare per la società, perché ognuno ha la sua parte a dare. Questa è la logica delle cose, come ho sempre detto. E ho trovato un'associazione IEP che in teoria è un centro giovani, dove si tratta della politica giovanile, educare i ragazzi a quanto essere responsabili della società. Per fortuna abbiamo trovato delle persone in gamba e molto più intellettuali all'interno, che sanno educare i ragazzi. Sono entrato all'interno grazie a un progetto che si chiama Welcomeship, che è andato molto bene, e dopo un po' sono diventato il consigliere del direttivo, e da quel punto lì ho assunto tantissimi ruoli. Sono stato il rappresentante dello IEP Albenga a livello anche nazionale qua, anche a livello internazionale siamo stati in Portogallo con lo IEP, abbiamo fatto un percorso grandissimo. Siamo riusciti a fare tantissime cose, portiamo le cose avanti con loro, è stato molto bello. D'altra parte ho fatto anche ho partecipato nella società a scuola, sono stato eletto il presidente della CPA nella provincia di Savona, quindi tutta la provincia sono stato eletto il presidente, sono riuscito a portare in carico un anno, poi è stata un'esperienza bellissima, sono molto contento anche di quella partecipazione. Nonostante tutte queste belle esperienze, vorrei capire una cosa. In Italia è stato tutto così fantastico.
perché voglio dire, può capitare tutto. Hai mai avuto esperienze negative in Italia? Ma sì, certo, le esperienze negative capitano quasi tutti i giorni, ma io la parte negativa non la considero troppo. A me non mi piace considerare la parte negativa, la parte positiva mi aiuta a essere più umana rispetto alla parte negativa. La parte negativa, se vogliamo suggerire, nel 2018 sono stato anche tantissime volte insultato dalle persone passando per la strada, ma non considero, meno male che nessuno mi ha toccato la pelle. Andando anche a cercare lavoro, c'è chi mi dice prima di arrivare al posto di lavoro non entrare qua, vai via, però va bene, e trovo chi mi accoglie, normalmente comunque si vedeva la differenza nelle persone. Poi l'anno scorso, 2 anni, cercavo la casa, 2 anni fa cercavo la casa, fino all'anno scorso. È stato molto difficile, molto complesso, la parte più difficile che ho conosciuto in Italia, sinceramente. Quando andavo a cercare la casa non mi davano perché sono un straniero nero, quindi avendo tutto quello che potevo avere, ho sempre cercato di lavorare, sono stato sempre attivo, ho sempre avuto dei contratti, adesso lavoro in ambito dell'antincendio, che mi ha permesso anche di crescere tanto. Nonostante questo non mi chiedono neanche che tipo di lavoro fai, che tipo di contratto. E poi al fatto che ero limitato io ho cercato a passare tramite amici italiani, loro parlano, va bene, ma quando dicono che è per il mio amico camerunese, la persona che ha la casa dice subito no, per gli stranieri no, soprattutto nero. Però vabbè, ho sofferto un po'. Alla fine sono riuscito a trovare una persona che mi ha dato la casa, è molto bravo, anche molto gentile. Ora sono contento, non mi lamento troppo comunque. Vabbè. Mettiamo da parte lo squallore, parliamo di un'altra cosa. Io ho preso nota mentre leggevo il libro di alcuni, sono dei punti in cui lui dice, si ferma e dice: questo è uno dei miei grandi sogni, cioè lui ha una serie di progetti, delle cose che nel libro sono ancora al tempo futuro. E io ieri parlando con lui ho scoperto che le cose le ha già fatte. Un progetto, lui voleva occuparsi di bambini orfani perché sa cosa vuol dire perdere il padre in tenera età. Un progetto, poi questo mi è piaciuto il termine, contro la minaccia di sposo, cioè riguarda le ragazze le ragazze che tu hai conosciuto in Camerun, spesso in Africa del Nord come in altre aree del mondo capita che le ragazze vengano portate via da scuola troppo presto, giusto per sposarsi. E tu hai creato una fondazione per occuparsi di tutto in realtà, orfani. Racconta un po' di questo. Allora, l'idea è di creare un'associazione che da dove sono nato io non c'era, e di fondare. La prima cosa che mi interessava è andare dai ragazzi orfani, perché i ragazzi orfani a volte non hanno il sostegno di crescere, anche di andare a scuola, soprattutto quelli che hanno 8 anni fino a 10, 12, 15, non hanno neanche la forza di lavorare, quindi ci vuole qualcuno che dovrebbe sostenerli. Questo è il primo passo. Il secondo passo sarebbe le persone, tipo le ragazze che sono vittime, sposarsi con obbligo in modo involontariato, o di anticipare, comunicare e parlare con i genitori di non fare accadere questo meccanismo. La terza cosa sarebbe anche lottare anche contro la deforestazione, che è molto facile se ci impegniamo. Quindi l'associazione Daltima Foundation lavora su questi temi, ma la prima sarà orfani, poi andiamo gradualmente, se possibile. La fondazione è già legalizzata in Camerun, stiamo formando la sede, quindi alla fine dell'anno secondo me sarà molto operativa e poi continueremo. Questo è il mio sogno fondamentale. Grazie. È spento. Ah, ok, a posto. Allora, in chiusura vorrei tornare al libro, proprio all'opera, e dire alcune cose. Per esempio, che il libro è corredato da alcuni bellissimi disegni, giusto?
non volevo non dirla, non poteva mancare. Bellissimi disegni fatti dall'artista Monica Porro, non so, ho spulciato il suo profilo Instagram fa. Sì. E sono molto interessanti e intelligenti. Per esempio ce n'è uno che mi ha colpito nel capitolo in cui parli della guerra civile, del terrorismo, insomma quello che c'è questo disegno che all'inizio non l'ho capito, forse perché ho preso la lettura, all'inizio non l'ho capito, cioè sembra che ci sia un albero sulla terra e le cui radici crepano il terreno, quindi c'è questo terreno crepato e una specie di cosa che hai verso l'alto e sembra un albero. Non è un albero, te lo ricordi questo disegno? Sì, cos'è il terrorismo? È un macete piantato in terra. L'ho trovato molto suggestivo e inquietante, vero? Sì, molto vero. Grazie mille alla suggestione dei disegni e anzitutto vorrei ringraziare prima di tutto Alessandra Munerolo, la ragazza con cui abbiamo scritto insieme, che abbiamo lavorato e stiamo facendo il percorso. Non è riuscita a essere presente oggi perché non sta bene fisicamente, però ci segue in diretta comunque. Grazie mille a lei e ringrazio anche Monica Porro che ci ha dato una mano a fare i disegni, non ci ha chiesto niente, abbiamo cercato anche di pagare, ci ha detto che no, lei lo fa con la sua volontà, è stata bravissima. Io personalmente sono molto difficile accettare di rappresentare la mia idea, quindi a volte sono un po' ansioso, magari qualcuno non la rappresenta bene, però lei è andata alla profondità della cosa che volevo, comunque è stata grandissima e fortissima. Ogni volta che vedo i disegni mi emozionano, anche il disegno che sulla copertina l'ha fatto lei, quindi è incredibile, fortissima come persona. Ci sarei arrivato anche con Alessandra. No, ci sarei arrivato comunque, che era il prossimo argomento. E come l'hai conosciuta Alessandra? La coautrice del libro. Ok, perfetto, è un po' complessa la situazione perché Ale l'ho conosciuta grazie a un'amica che si chiama Valeria, un po' lavorando insieme mi ha suggerito che Alessandra Munerolo faceva dei bei lavori, dei bei progetti. Ho sempre negato di conoscerla perché in quel periodo avevo in dubbio di non conoscere ancora l'Italia molto bene e non posso permettermi di aprire a qualcuno che non conosco, magari non so cosa dovrà fare con la mia storia. E, abbiamo fatto un giro almeno di 6 mesi, va di qua, mi chiede sempre, non ho mai dato ok. Poi allora ho deciso che ci proviamo con un pezzo di storia che si chiama Il mio arrivo in Italia, molto limitato al fatto che ha fatto un lavoro bellissimo, ha una voce incredibile. Vi consiglio tutti di andare su YouTube, cercare Alessandra Munerolo e vedere quello che fa come lavoro. È fortissima, fa anche il teatro, una persona molto grande. Quando mi sono reso conto è riuscita a passare l'emozione giusta come volevo io, mi sono abitato subito. Poi abbiamo cominciato a scrivere il libro e per fortuna abbiamo fatto dei passi che non ci aspettavo neanche. Comunque grazie mille ancora Alessandra, è stata bravissima. Anche tu, va bene, grazie Ilva. Grazie. Ringrazio Francesco Guerreschi e Ibrahima, adesso Tiziano e Gianluigi porteranno gli omaggi, l'omaggio per Ibrahima e l'omaggio per Francesco. Grazie ancora. Innanzitutto ringrazio tutti, adesso ci sarà una seconda presentazione, prima della presentazione Manuela Urru dell'associazione Il Pungolo leggerà un racconto sempre da questo reading Serraman racconta. Volevo innanzitutto, anche oggi come ieri abbiamo ospite un artista, Sebastiano Pugedu, che ringraziamo e che al termine del secondo incontro presenteremo il suo racconto, appunto. Ringrazio anche, è appena arrivato un ospite che domani tra l'altro riceverà il premio Mossa, che è Carmen Yanez, che verrà intervistata da Michela Ricci con l'apporto della professoressa Silvia Osai.
Ringrazio, rimarrà tutte le 3 serate, queste 3 giornate con noi. Invito adesso Manuela a fare il suo. Grazie Manuela, grazie all'Associazione Il Pungolo. Io leggerò il racconto Una famiglia di calzolai di Fabrizio Vivili. Nella nostra famiglia facciamo i calzolai da 4 generazioni, da mio nonno Antonio a mio figlio Enea. Nonno era originario di Sorradile, ma si era trasferito a lavorare a Gonnesa. Mio padre Raimondo e i suoi fratelli lavoravano con lui. Poi mio padre è partito in guerra nel nord Italia e in provincia di Sondrio ha conosciuto nostra madre, Anna Pozzi di Bormio. Si sono sposati e sono venuti a vivere in Sardegna, a Bacco Avis, dove papà insieme ai fratelli realizzava a mano le scarpe per i minatori e gli operai della carbonifera. Lì c'era sempre molto lavoro per via del grande sviluppo economico legato allo sfruttamento minerario e ciò portava benessere a tutte le categorie professionali, soprattutto agli artigiani e ai commercianti. I nostri genitori hanno dato vita a una famiglia numerosa, ben 10 figli, tra cui anche una coppia di gemelli. Appena cresciuti, i più grandi, Sandro e Vincenzo, hanno cominciato a imparare dal nostro padre i primi rudimenti del mestiere, fare gli spaghi per le cuciture, fissarli con la pece e mettere le setole. D'estate, quando non c'era la scuola, anche noi più piccoli stavamo con lui tutto il giorno in bottega ed era un piacere ascoltarlo e osservarlo, mentre ci insegnava come riparare le scarpe o a costruirne di nuove. Con nostro padre siamo sempre andati d'accordo e lui ci sapeva incoraggiare, gratificare con un sorriso o una parola di apprezzamento ogni volta che riuscivamo a fare dei piccoli progressi nel lavoro. La sua guida c'è sempre stata molto preziosa nel lavoro e nella vita. Era un uomo tranquillo, amava molto il suo lavoro e ne conosceva tutti i segreti. Ci diceva sempre che non ci sono cose che non si possono fare. Ad esempio, una riparazione difficile, ma occorre sempre capire prima come si deve procedere per farla al meglio. Se ci pensiamo bene, questo consiglio vale per tutti i mestieri e in tutte le situazioni della vita. Nel 59 ci siamo trasferiti a Serramanna. Allora vi erano diversi calzolai perché era un lavoro molto richiesto, sia per le scarpe da lavoro che i proprietari per contratto facevano preparare tutti gli anni anche per i braccianti agricoli, che per quelle più eleganti che si usavano la domenica per uscire. Erano fatte interamente a mano e per realizzarne un paio ci volevano 16-18 ore di lavoro. Noi conserviamo ancora le forme in legno che si usavano per costruirle. In genere la gente aveva solo 2-3 paia di scarpe e le trattava con molto rispetto, le risuolava e le riparava subito perché non ne aveva altre e spesso le famiglie pagavano queste riparazioni con ciò che producevano: grano, pecore, formaggio, vino e legumi. La giornata di lavoro era molto lunga, dalla mattina presto alla sera tardi. Anzi, molti agricoltori e braccianti arrivavano proprio di sera quando rientravano dalla campagna e molte scarpe si riparavano immediatamente di fronte al cliente che si tratteneva volentieri a chiacchierare e nel frattempo si riposava un po'. La bottega era sempre piena di gente che si sedeva a chiacchierare. Si parlava di tutto, sport, fatti accaduti in paese e via. All'inizio abbiamo faticato un po' a inserirci. La gente non ci conosceva, preferiva ricorrere ai calzolai locali e così mio padre nel 60 è andato a lavorare in Germania, dove è rimasto per 4 anni perché a casa eravamo tanti e occorreva avere un reddito più sicuro. Lì ha imparato tante cose nuove perché in quella fabbrica tedesca costruivano scarpe ortopediche. La sua partenza è stata però anche una fortuna. Noi siamo cresciuti e quando è tornato la nostra bottega ha cominciato a crescere. Col tempo abbiamo più volte cambiato bottega, ma siamo rimasti sempre in centro. Siamo stati in via Giulio Cesare, questa, in via Serra, vicino a Sacrocisanta, a fianco alla Polleria e prima ancora di fronte. Infine, 9 anni fa ci siamo trasferiti in un locale spazioso all'inizio di via Serra, vicino alle Poste.
Il calzolaio è un mestiere che richiede impegno e pazienza. Spesso un lavoro può richiedere tempi molto più lunghi del previsto e a volte ci tratteniamo fino a tardi. Inoltre non ci sono scuole di formazione e lo si può apprendere solo con un laborioso apprendistato, che non sempre è facile da realizzare per via dell'esiguo numero di questi artigiani, perché ormai tanti calzolai anziani hanno smesso di lavorare e hanno chiuso bottega e in molti paesi non c'è più nessuno che risuola le scarpe. Anche a Villa Sorcia ha lavorato per tanti anni il nostro fratello Renato, che ora è in pensione. Noi abbiamo sempre continuato con passione questo lavoro che ci ha lasciato il nostro padre e abbiamo anche ampliato i nostri servizi, perché oggi bisogna saper fare di tutto. Abbiamo apprezzato questo lavoro perché ci fa stare a contatto con la gente, conosciamo tutti e siamo contenti che il nostro padre, ormai 60 anni fa, ha deciso di portarci a vivere a Serramanna.